Studio 3 di DTV. Stiamo partendo con una trasmissione, intanto buonasera, stiamo partendo con una trasmissione che avrà un titolo, anzi ha un titolo, Lavori in corso. Poi il collega che mi darà una mano in questo viaggio, e poi vi dirò chi è, ve lo dirò subito, vi spiegherà perché lavori in corso. Poi c'è anche, ovviamente, non lo chiameremo ospite, non mi piace la parola ospite, la usano in troppi, testimoni. Ecco, noi avremo qui dei testimoni, delle persone che testimonieranno quello che noi andremo ad affrontare. Passo subito alla presentazione del mio partner, della mia spalla, che è un collega che io conosco da tempo, è un giornalista ancora attivo, diciamo così, nel senso che lavora al Corriere Romagna, ha scritto dei libri, è un saggista, insomma è un giornalista in gamba, ha lavorato con me per tanti anni. Pietro Caruso. Pietro, grazie di aver accettato il mio invito. Dovevamo farlo da tanto tempo questo tentativo. E finalmente ci siamo arrivati. DTV ci ha dato la possibilità di farlo. Presentiamo subito il testimone che abbiamo questa mattina, ma poi ne avremo anche un altro, ma ve lo diremo a tempo debito, che è un signore che è un personaggio, perché è diventato realmente un personaggio perché ha scritto dei libri, poi vi spiegherà lui chi li ha scritti e perché li ha scritti, ed è soprattutto un ex poliziotto antimafia. Vi farò raccontare brevemente la sua storia, si chiama Giuseppe Giordano, meglio conosciuto da amici e anche nemici Pippo, ed ha lavorato con Falcone, con Dalla Chiesa, con Borsellino, quindi è un personaggio veramente straordinario che in qualche modo ci testimonerà, ci darà delle testimonianze della sua vita, di che cos'è il fenomeno mafia, perché ancora non l'ho detto, ma il tema che tratteremo questa mattina è le mafie in Emilia-Romagna con, fra virgolette, ribaltamento sul territorio nazionale, ma quello ci interessa per il momento poco, ci interessa vedere come siamo sistemati da questo punto di vista qui in Romagna. Ecco, Pietro, spiega perché lavori in corso. Lavoro in corso serve a documentare il fatto che ci sono tante cose che succedono in questa regione e noi cercheremo di seguirle anche quando non sono compiute. Nel corso appunto dei lavori, quindi dalle vicende che riguardano l'attualità politica, economica, sociale, culturale, il costume, perché ci interessa anche raccontare il costume in questa regione molto ricca, ma che facciamo fatica a definire in modo omogeneo, unico, per cui cercheremo di valorizzarla anche in quei momenti molto limitati che riusciremo a raccontare in queste puntate. Ecco, io voglio dare un dato che naturalmente ho cercato, ho trovato su internet e penso, visto chi li dà questi dati, insomma, è piuttosto credibile, tanto per dare un'idea, ma è semplicissimo, è velocissimo. Dunque, i ricavi delle mafie nel nostro paese sono il 10,9% del PIL, quindi sono circa 150 miliardi. Poi c'è un altro dato che dice 23,7 miliardi di euro i ricavi sul PIL, il nostro PIL, che è 1.395.236 euro, ovviamente. È da SOS Impresa, questo è così, tanto per dare un dato di quello che è il movimento. Tu vuoi dire qualcosa in generale sul fenomeno mafia? Ma direi che per poter inquadrare in questa regione... Anche le città che sono più... Sì, in questa regione direi che possiamo fare 3 tipologie di luoghi diversi. Le Romagne. In Romagna le mafie hanno una concentrazione soprattutto su una serie di attività connesse a investimenti nel settore dei pubblici esercizi sulla costa. Ovviamente le loro coperture sono legate al fatto che investono per attività estive e poi naturalmente queste si propagano anche durante il periodo autunnale e invernale. Nel Ferrarese c'è una tradizione di scambio con le mafie che popolano poi la regione, soprattutto il mondo padano e la regione veneta, storica, e poi c'è questo fenomeno di diversi anni in Emilia
dove c'è tra l'altro ma ne parleremo ancora, ne parleremo tra l'altro con un altro amico e collega, ospite successivamente di questa trasmissione, una forte penetrazione dell''ndrangheta nelle province di Modena e Reggio, fenomeno relativamente recente e che avrà anche dei tratti di originalità. Insomma, parliamo di mafie, Leonello, e non solo della mafia tradizionale storicamente identificata nell'evoluzione di Cosa Nostra siciliana. Il dato che dà sempre le nostre fonti, che danno le nostre fonti, è che la maggiore concentrazione sarebbe sotto il profilo dei profitti, ma soprattutto del riciclo di denaro, sarebbe il riminese, è così? Guarda, le province della costa, innanzitutto Rimini per il volume di affari che ha sicuramente è così, però io credo che le mafie negli ultimi 15 anni cominciano a utilizzare anche altre forme. Credo che all'interno del riciclaggio, per esempio, e dei reati valutari, fiscali e tributari e del passaggio di denaro sporco, anche tentando di attraversare i sistemi di credito legali, ci sia una novità e non è escluso anche che l'analisi più approfondita vada fatta, come hanno fatto alcuni magistrati, nel traffico da e per San Marino, che costituisce un elemento, non perché si voglia dire che la Repubblica di San Marino certo. però sicuramente facilita, è stata di fatto abbiamo avuto anche recentemente una cronaca che ha parlato proprio di questi movimenti. Ci sono ancora i processi, ci sono i processi che vedremo come vanno a finire, hanno dei forti rallentamenti in queste ultime settimane, però insomma le inchieste di Divizio hanno caratterizzato dalla Procura di Forlì una nuova frontiera. Certo, comunque non si salva nessuno, perché mi sembra Ferrara moltissima concentrazione, Reggio Emilia moltissima concentrazione, un po' meno pare nel Forlivese e nel Cesenate, presenza di 'ndrangheta più che altro, non tanto e poi in ogni caso il problema è come è stato anche detto già in altre occasioni, che il problema è che essendo una regione ricca, l'Emilia Romagna è la terza regione dove c'è movimento di attività mafiosa, perché questi vanno dove ci sono i soldi. È chiaro. Cioè senza soldi le mafie non esistono, perché non sono un movimento ideologico, che se ne dica. Ecco. Sono tendenzialmente, diremmo noi progressisti, antiprogresso, ma possono infilarsi anche nei movimenti di progresso. Giordano ha detto una frase: senza soldi le mafie non esisterebbero, è così? Sì, è vero, ma io aggiungerei senza la politica la mafia non esisterebbe, perché se noi oggi abbiamo, anche recentemente, un ventennio fa, abbiamo avuto una mafia potente, stragista, penso che la maggiore responsabilità la dobbiamo addebitare al mondo politico, a una certa classe politica che non ha saputo o voluto, questo sta a me decidere, capire quella che è stata la crescita violenta di Cosa Nostra con l'avvento del Corleonese e Totorrina. Ecco, quando io dico, in diverse occasioni, quando dico noi, la Polizia di Stato, poi la DIA dove ho fatto servizio. Ecco, ci fai un po' una breve biografia della tua vita, sì, così non autoreferenziale. Sì. No, non è neanche il tipo. Quando io affermo che noi chiudevamo le porte e una certa classe politica apriva i portoni alla mafia, non è che dico una cosa. Parliamo degli anni? Parlo dagli anni, parliamo dall'80 in poi, però se vogliamo io posso parlare anche degli anni 50, 60. Sì, velocemente sì, quello sì, normale. Comunque, allora, visto che tu mi hai detto di esprimermi quello che ho fatto in passato, sì. Intanto ringrazio DTV che ci ospita e quindi mi dà la possibilità di parlare e consentitemi di ricordare, lo faccio sempre, una questione privata ma non è tanto privata, di ricordare i miei colleghi della squadra mobile di Palermo assassinati da Cosa Nostra, Lillo Zucchetto, Cassarà, Montana, Natale Mondo e Roberta Antiochia, e poi ovviamente le persone con le quali io ho avuto la mia vita investigativa contro la mafia e che ho avuto possibilità di stare vicino a loro, Chinnici, dottor Chinnici, Borsellino e Giovanni Falcone.
Ecco, ci tenevo tanto perché ricordare queste persone che hanno scritto una pagina gloriosa col sangue, Certo. la lotta a Cosa Nostra. Certo. Allora io sono nato in un quartiere palermitano, a un certo punto decisi di fare il poliziotto, poi le vicissitudini mi hanno portato in parecchi posti d'Italia, ma alla fine negli anni '80 chiedo e ottengo di essere trasferito a Palermo. Il quartiere palermitano, siccome ne so qualcosa, ha maggiore concentrazione mafiosa. Sì, il mio è limitrofo a Villabate, Sì. Ciaculli Dove c'è stata la le prime autobombe purtroppo Certo. negli anni '60 sono state a Ciaculli, dove perirono 7 appartenenti all'esercito, all'arma dei carabinieri, anche un ufficiale dell'esercito, e quindi sono stati i due teatri delle prime autobombe a Palermo, sono state Villabate e Ciaculli. Quelli che hanno anche provocato in qualche modo la strada che tu poi hai preso. Ne parlo perché siccome ci ho scritto qualcosa sopra, Abbiamo la scritto un conosco libro bene la assieme. storia. Sì. Sì, da lì poi io, vedendo appunto, perché conoscevo personalmente un carabiniere che è morto nella strage, e quindi mi ha fatto decidere di entrare in polizia anziché, perché avevo le possibilità di entrare in Cosa Nostra, perché le Certo, possibilità c'erano, certo. le conoscenze c'erano, però siccome l'impronta di educazione dai miei genitori era sulla legalità e non sui soldi facili. Perché tu sui dici soldi. che conta anche il ruolo delle famiglie. Certamente, Vabbè, certo. Se certamente. stare da una parte all'altra. Certo, se uno ha un'impronta di educazione, di legalità, di rispetto verso tutti, verso gli altri, ovviamente sceglie una strada adatta all'insegnamento che uno ha avuto da ragazzo. Ovviamente, dicevo, potevo benissimo entrare a far parte di Cosa Nostra, le premesse c'erano, ma ho detto di no. Un no non Hai fatto chiaro, una scelta, certo. non un chiaro, ho detto no dal punto di vista, però diciamo che se volevo potevo entrarci. Avevi, io qui gioco facile, gioco in casa, avevi anche un padre molto in gamba, una persona che ti ha messo sulla retta via. Lasciamo stare. Prima abbiamo fatto ha fatto una dichiarazione, secondo me giusta, quella di Pietro Caruso, cioè i soldi, la mafia fa dove sono i soldi, no? Ecco, tu hai detto, ma c'è anche la responsabilità della politica, però anche i soldi hanno la loro importanza. Certamente. Ecco, voglio dire. Ma io aggiungerei anche un'altra cosa che non è meno importante, il potere. Il potere. Il potere, perché il mafioso, perché sta nel proprio territorio il mafioso? Sta nel territorio perché lì deve esercitare il potere. Il potere significa entrare in un negozio, non pagare, ossequiare, essere inchinato, essere rispettato, tutti che lo seguono questo soggetto, e quindi non parlo dei capi mafia, ma anche del semplice picciotto, e quindi anche questa è una Quello Pippo che si valenza. chiamava una volta il selvaggio. Esatto, esatto. E voi, Con la R. tu sai bene che io ho avuto la possibilità di interrogare 9 pentiti Sì, di mafia, sì, 9, sì, tra i quali anche Masino Buscetta, uno dei più famosi, Gaspare Mutolo, e loro mi raccontavano... Tommaso Buscetta, scusa. Tommaso Buscetta e poi Gaspare Mutolo, Certo. E loro mi raccontavano questo potere che vivevano, questo rispetto che vedevano, che lo notavano giornalmente entrando in un bar, entrando in un negozio, pur essendo latitanti. Cioè, Certo. Non dimentichiamoci questo, Ma che loro viaggiavano tranquillamente. Ascolta Pippo, ti chiamo Pippo perché sono abituato a chiamarti Pippo, ma esiste veramente, poi ritorneremo, adesso restiamo sulle generali, anche per dare un'indicazione, fare un identikit della mafia, del mafioso, del fenomeno, eccetera. Ma esiste, è vero, esiste questa morale, fra virgolette, della mafia? Cioè, ecco, vorrei che tu... No, Ecco, nella maniera più assoluta. Allora io dovrei fare una distinzione tra la mafia che ho conosciuto da ragazzino e la mafia che ho conosciuto dopo, quando io ho lavorato. Allora, fino a un certo periodo la Cosa Nostra siciliana ha avuto e aveva delle regole rigide, non scritte, ma che tutti poi utilizzavano nei loro comportamenti, seguivano questo metodo. Poi con l'avvento dei cordonesi si è sfasciato tutto, cioè non ci sono state più regole in Cosa Nostra, la violenza è diventata il pane quotidiano dei corleonesi, non ci sono state più, nella maniera più assoluta, quel rispetto che solitamente c'era, mai donne e bambini. Cioè è saltato tutto con l'avvento dei corleonesi, quindi questa morale è una favola. È una favola. Torniamo all'oggi, all'attualità, Pietro. La situazione oggi,
riesci a fare un quadro, sempre stando magari sul regionale ma anche allargandoti, un quadro generale. Oggi le mafie, c'è stato questo cambiamento, no, con Provenzano, Io credo che noi abbiamo a che imprenditori. fare con una terza stagione della mafia che non è più quella dei corleonesi, e forse Pippo ci potrà dire quella fase convulsa fra il 92 e il 94 nella quale effettivamente noi potremmo, anzi ti voglio chiedere proprio questo, ma questo stragismo è il passaggio d'epoca fra la mafia e un nuovo livello, perché in fondo potremmo anche dire, come alcune inchieste stanno appurando, ci furono le stragi con probabili coperture politiche interne anche allo Stato, e tu probabilmente potrai dirci qualcosa su questo, ma anche, e questo è l'elemento nuovo, questa mafia ha perso, cioè ne è venuta un'altra, sempre di origine mafiosa, che si è trovata benissimo con la ricostruzione della Seconda Repubblica, o no? Ma guarda, Che si è intrecciata anche alla Seconda Repubblica. allora, Cosa possiamo dire su questo? noi possiamo dire tranquillamente una cosa, che le stragi, io ho una mia idea, e un giorno disse a un vostro collega, il giorno che diventerò pazzo esprimerò la mia idea su quello che è successo effettivamente nel territorio palermitano in relazione alle stragi di Capaci, Via D'Amelio, e poi a seguire Firenze, Roma, Giordofere, e anche il mancato assassino di Maurizio Costanzo. E quindi secondo me allora, bisogna partire da un dato di fatto. La mafia dagli anni 60 fino agli anni 80 aveva goduto di una certa tranquillità, una pax mafiosa con l'apporto di, come dicevo prima, di alcuni personaggi politici. Voi vi ricordate che quando la mafia palermitana è stata processata a Catanzaro e a Bari, tutti sono stati assolti per insufficienza di prove. Allora c'era questa dicitura, oggi invece per non aver commesso il fatto è cambiato il codice. Però prima sono due cose un po' differenti, se vogliamo. È cambiato. Quindi fino agli anni Ottanta cos'è che ha innescato tutta questa baraonda, tutto questo cambiamento in Cosa Nostra? In Cosa Nostra dal punto di vista di stragismo, perché fino agli anni Ottanta tutto era tacito, tutti andavano d'accordo, tutti facevano dei gran piccioli con il traffico dei stupefacenti. Infatti noi abbiamo sequestrato come Polizia di Stato, come Pubblica Sicurezza allora a Palermo, parecchi dollari che provenivano dal traffico di stupefacenti con gli Stati Uniti. Allora cosa è successo? È successo che è venuto un signore, Rocco Chinnici, che ha capito che bisognava indagare a largo raggio sulla mafia. Ecco, da lì è incominciato il problema tra mafia e Stato, perché si sono visti perse. Sono venute a mancare poi tutte quelle assicurazioni che il mondo politico aveva dato a Cosa Nostra. Ecco l'omicidio Lima, ecco le stragi. Quello, esatto. Ecco le stragi di Via D'Amelio, che secondo me tra Via D'Amelio e Capaci ha un altro, a mio modesto parere, ha un altro movente rispetto a quelle di Via Georgofilo di Firenze. Ha un'altra questione. Ma questo infatti ne da approfondire. Leggo un'affermazione dell'ex procuratore capo della Repubblica di Ravenna, Roberto Mescolini. Non insediamenti stabili, dice Mescolini, diceva, ma terra di riciclaggio, torniamo in regione. Quindi neutralizzare soprattutto i patrimoni, insomma andare a cercare le ricchezze inspiegabili, lui diceva, questa forse è la strada. È giusta questa considerazione? Assolutamente, ed è quella infatti che si sta cercando di fare in Emilia Romagna da parte di alcuni procuratori, che sta portando a dei risultati, però questa linea del sequestro dei beni alle varie famiglie mafiose deve avere un itinerario più accelerato, perché le possibilità di ostacolarlo giuridicamente ci sono. Certo. E quindi su questo bisognerebbe che anche lo Stato assumesse quelle voci raccolte dalla base del paese che chiedono, insomma in poche parole, fermate e confiscate.
Siamo praticamente alla fine di questo primo blocco, ci mancano pochi secondi. Se riesci, no, non ci riusciamo, lo faremo dopo. Andiamo adesso un attimo in Pax, poi ritorniamo, perché vogliamo farti velocemente, perché poi c'è un altro ospite che tu conosci, faremo un altro discorso. E poi presenterai i libri che in qualche modo sono stati scritti su di te. Per il momento vi salutiamo, a dopo.